Bem-vindos à Sombra de Sunuragi, stagione de Satonjo. Il pastore non è stato in Sardegna solo un mestiere, ma un vero e proprio modo di vivere e di concepire la vita stessa. In simbiosi con la natura, tanto nel bene dell'abbondanza quanto nel male della penuria, il pastore iniziava la sua attività da fanciullo e la terminava quando il fisico non riusciva più a reggere gli sforzi di un lavoro dai ritmi durissimi. I pastori sardi non conoscevano riposo, giorni di ferie, momenti liberi. Da prima dell'alba sin dopo il tramonto, la giornata di chi conduceva le greggi trascorreva senza sosta. Occorreva mungere, portare al pascolo, sorvegliare gli animali, riparare il rifugio in campagna, produrre i prodotti da scambiare. Il pastore passava lunghi periodi lontano dalla propria casa e dai propri affetti, circondato dal silenzio, rotto solo dai suoni della natura. Percorreva centinaia di chilometri alla ricerca di un terreno adeguato per far nutrire le proprie bestie, scarpinava senza sosta alla ricerca dell'acqua con la quale farle abbeverare. Non di rado i pastori venivano derubati dei propri capi di bestiame e finivano in malora per mano di altri pastori che avevano subito la stessa sorte e che, per necessità e non morire di fame, seguivano le orme di quelli che a loro avevano rubato, macchiandosi dell'identico reato. Un mestiere, quello del pastore, che richiedeva pazienza e forza, non solo fisica ma anche mentale. Forse è anche per questo che, ancora oggi, la figura del pastore affascina così tanto i sardi, che rivedono in quel mestiere il lavoro dei propri antenati che hanno, con le loro fatiche, edificato il nostro presente. Traballo dei pastori. Solo, in sanotti i suoi pastori, in suo scuriu, cantano una melodia. Forse si vos vai compagnia, speranzoso in Deusu e s'amori. In suo cielo splendidi sa luna, sia da in tempo su calenti e frido. Chi pari da scuttai commenti un amico, può di augurai buona fortuna. In mezzo di angioni e brevesi, sa voce sua, de canto a tenore, fai discaresci, pensamento su e dolore. Apettenda o presci, con suo friuso ai spesi. Sa faina sa ripiti da tott'anno, finza sa diventai mannu e invecciai, a porta senza ludi, altra in malanno. Vita de trummento e pago spaziai, posso pastori chi va di traballo manno, ma tutta sa famiglia teni di allevai. Su dei pastori è un traballo che noi sardos conosciamo bene, poiché è uno dei più antichi della terra nostra, un traballo di fatica e di pazienza. È proprio vero, so pastori in sa Sardegna fiata e est ancora, questo traballo forse più importante in para agricoltura, quindi so pastori in sa Sardegna è storia. E storia è di fatto crescere sa Sardegna, ha fatto crescere famiglie, poiché che so pastori ha donato a papai, l'intera famiglia ha fatto crescere, Billas ha fatto crescere tutta sa Sardegna, con un traballo di pazienza e di sacrificio, poiché è un traballo che ti impegna da tutto dì e a tutto notti. Un traballo meda laborioso e faticoso dessa gente che si è dedicata a mangiare a meria su notti, per poter allevare vetti, per poter allevare sa famiglia, rinunciando a ogni razza dei beni, come ti potevo essere noi che chiunque traballa si deve per forza fare ferie, ma non fia cosa e non è sti cosa dei pastori, si può si impegno clienti con su bestiamini, sempre a tutto dia, a tutto mese, a tutto anno. E i pastori si commenti in ci passante a Sadicchi, poi dai sei cillonga quando sei da solo in susatto. Su pastori ha sempre bivio, bovati dessa vita sua in susatto. E su fatto di vivere in susatto solo, l'ha fatto creare altre cose, oltre che a udia tutto su bestiamine, a tutto dia, a tutto notti. Chi non fia affetti a dove i pasci, ma via da mulli, via da ci portare sul latti, mancai con due carrettoni, con due burrinco e a sabida, poiché sono pruso dei pastori si vivia da susatto, rispetto a oi, ma su pastori c'era nescia da ci passare a di, mancai fendosi una vinnetta, che adesso sa domo tradizionale dei pastori, in casa culliante, in si stadi o a Sabasca, in Sierro o su Friusu, e buon avanti dei mesi del sanno dove viene tangui. E un altro modo, ci passare a di, ingegnoso dei pastori si via da a si cantare anche un muttetto, mancai a solo,
o a distanza di quattro pastori che mancai pago per usatteso del respondia da sempre a muttetto. Oppure si concordava su lì, si fa anche sonata fra una mollitura e s'altra, fra lo spostamento del terreno a s'altro. Questa via sa vita sua storia, vita del sacrificio, ma in suo stesso tempo non si perdianta in chiacchiera, nel senso che c'era nescente ci passasse a difendere cose, fragili e in suo stesso tempo che poteva produrre qualcosa, poi isso e poi la famiglia. Biugasi scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia. Dici che poi grazie bene con il suo traballo dei pastori, può essere, il suo traballo di poca da fizioso. Ah, non di poca d'affetti cosa posa su traballo? Non sono rauso che il suo traballo non di poca da fizioso. Poi sta cagando uomini, esti impegnato con il suo traballo, non tieni modo di andare a fare anche vizio come puoi essere a buffare in osteria oppure a giocare a cartas o a giocare come si usa da noi con macchinette e a perdere tempo in vizio che non può tanto sicuramente bene né a se stesso uomini e ancora più spago a se stessa famiglia. Ecco che a traballare, srevidi, non fetti può crescere, non fetti può papà, non fetti può allevare la famiglia, ma tedi somini impegnato in cose utili e non in cose futili come ti può intendere i fizi che purtroppo sempre de bruso si punti in possessendo di tanti uomini e picciocchedos e picciocos di questo tempo. E intanto su mancai i sacrifici su ci punti scosa saposa de su traballo dei pastori. E un altro dicio su su traballo tu desi? Un dicio meta comune in tutta la Sardegna esti su traballo de su domenico esti scomunicato. E poi ti tocca da si pigare a di de ferias a su domenico? No, sono rauso che esti scomunicato poita che assumanco a di devauso ci olidi, ma non fetti de su traballo, poita che uno puoi traballare e devi traballare con la vostra famiglia, ma se devi un pochettino di pausa pure, prima si usava pure del modo, poi che via obbligo di tutto su domingo andai a chiesa a ascoltare una messa e quindi non si deve traballare in nessun modo, ma a parte questo che può essere per me una cosa importante, è importante che ci sia due di riposo, che tutto sono cose che può essere su domingo e quindi che sarebbe non fetti poi si pausare, ma poi servire pure poi si gosare gli amici, ma in particolare poi si gosare la famiglia, quindi chi sia popida o popido e naturalmente i figli e i parentesi. Quindi su domingo è stato come tenai individuato come sa di poi si può pausare del suo traballo e quindi è una causa che su domingo a traballare è scomunicato. Eh sì, tocca da si pausare il paghetto, ma in cappa sacciati cancuno chi si pausa il paghetto troppo, vero su? C'è pure uno che si pausa troppo, infatti in Sardegna narauso sono mandroni non invecchiata. E biaucus, e commenti mai non invece da? E poi che sono mandroni tenendo i vago cante traballai e quindi non sfrutta da suo come tenai sforzo, da suo fisico, questa corporatura del sommo in traballo che poi fai sacrificio sia da chi gusto traballo sia da sutta de s'acqua, a sutta su soli, a sutta su vento, sia da stadi sia da hierro. Ecco questa cananta che sono mandroni, che nessuno si invidia, però essendo una persona pago sfruttata fisicamente, come tenai invece a prospago di uno che traballa che su fisico l'utente bruso soggetto a sforzo fisico e non fate sforzo fisico ma soggetto a tanti intemperie di traballo che funti a sotto su soli o a sotto su acqua, a sotto su frio in tempo su bello e mallo. Ecco vedete che sono mandrono invece da questo motivo. Questo dice che fai da ri, che poi fai a rim e l'unai, però grazie da rispetto alle persone che traballano e che funti per sacrificate. Però secondo me è meglio se invecciai, eh? Deo ti torro grazie se voi sei ligio gusto bello dice se voi hai fatto a Rio i buru e vostra poesia a Subes Pastorisi. Grazie a voi altri di essere ascoltati su Antrotta, a sentendo all'estero con saluti. Buona giornata a tutti.